Adesso da qua, Babi, in mezz'ora siamo al passo. Oh. Com'è l'acqua? Case abbandonate. Sentiero orrendo e non segnalato. Sentiero inesistente, erba alta, rami da tutte le parti, ci sono appiccati a caso, adesso è spuntato un altro sentiero, vedremo, non so. Segnaletica zero. Non c'è segnaletica, vi avviso, niente, né una pennellata né un pezzo di legno, niente. E vai! Siamo salvi! Siamo fuori! Sì? Piccolo borghetto. Passo di Agguelio 10 minuti. È un'indicazione, non ci posso credere. Dobbiamo andare noi? Sì, esatto. Dai che pian piano ci stiamo ritrovando. Oh, finalmente il passo di Agguelio. Ed ecco la famigerata chiesetta dell'Agguelio. Che bellina. Chissà chi l'ha dipinta. Non so. Dai che manca poco. Qua 15 minuti Barbara, dai. 15 minuti. Sì. Ma che... Dai che manca poco. Grande Babi. Oh, ecco la cima. Grande Babi. Dai che siamo arrivati. Panorama. Oh. Grande Babi. E vai. Che bello. E vai. Grande Babi. Brava. Bello, eh? Barbara. Scendiamo. E allora, signorina Babi, cosa ne pensa di questa escursione? È stata una bella escursione, non difficile. Poi arrivando su abbiamo l'ultima salita che nel cartello c'è scritto un quarto d'ora, ma ci sono 5-6 minuti in più. E su troviamo un bellissimo panorama, lo spiazzo con una bellissima croce dove dopo ci si può stendere per riposarsi un po'. E l'unica cosa che ci siamo un po' persi nel sentiero del bosco, sì esatto, perché invece di 40 minuti siamo stati in 1 ora e 20. Abbiamo fatto un po' di sentieri nel bosco, va bene così. E poi ultima cosa, salutiamo i 2 ragazzi che abbiamo incontrato su in cima, che seguono il nostro blog Aria Aperta, e li ringraziamo tanto per averci riconosciuto. Ciao Mandy! Scendiamo dal percorso consigliatoci. Si prosegue sempre dritti. Bello. Ecco Babi, siamo già quasi arrivati adesso. Guarda, non ho parole. Giusta per
arrivare su in 20 minuti ci arrivate. Esatto. Ah, la strada giusta. Seguite il cartello. Esatto, no come noi. Poi vi mostreremo ancora giù un Esatto. pezzettino di strada. Ok, noi dovevamo andare di qua, abbiamo sbagliato, questo è chiaro, ma che strada abbiamo preso però? Secondo me noi siamo andati dritti, invece dovevamo girare a destra. L'errore che abbiamo fatto è chiaro, invece di andare dritti abbiamo girato a sinistra, grandi. Dovete trovare la chiesetta e dopo andare verso di là. Esatto. Dritti alla chiesetta.